aspetteremo il candidato, deciderà quando finiranno di litigare, insomma, però di solito in prossimità dell'appuntamento elettorale, quando c'è odor di potere, si cementano e trovano una soluzione. Sorride sulla mancanza di un candidato presidente per la coalizione di centrodestra Giuseppe Conte nella giornata veneta che lo porta tra Padovano e Vicentino. Forte dell'accordo con il Partito Democratico e le forze che sostengono Giovanni Manildo, il presidente del Movimento 5 Stelle ammette che la sfida è tutta in salita, ma possibile. Storicamente è una piazza che il centrodestra, dove il centrodestra riesce a ottenere ottimi risultati. Però ecco, io penso che questa potrebbe essere anche l'occasione per voltare pagina, per dare una svolta e per mettere alla prova un progetto che nasce molto serio, molto concreto, molto credibile. Zaia nel giudizio complessivo dei cittadini ha fatto bene, ma Zaia non c'è più. Strizza l'occhio al Veneto delle partite IVA strette tra tasse e burocrazia, ma anche al ceto medio che non arriva a fine mese e ampliando lo sguardo all'orizzonte internazionale annuncia che parlamentari, consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 Stelle doneranno 1 milione di euro a Gaza. E noi stiamo cercando di dare anche un segnale concreto, non solo sollecitiamo a tutti i livelli politici, istituzionali l'adozione di misure concrete in Italia e in Europa, cosa che ancora non si fa, ma nello stesso tempo come comunità del Movimento 5 Stelle abbiamo ieri votato, gli iscritti hanno votato anche un gesto concreto, 1 milione di euro a favore delle iniziative in particolare che sono state adottate a Global Sumud Flotilla. Sono tantissime imbarcazioni che in questo momento si stanno concretamente dirigendo verso la striscia di Gaza per interrompere l'assedio e squarciare anche il muro del silenzio di chi gira la testa dall'altra parte, dell'indifferenza e anche purtroppo della complicità.